alla 1 Viola Magoga, Idros, alla corsia numero 2 Poker di Argenti, ai criteri e categoria l'anno scorso Camilla Simicic nel dorso Genova Nuoto. In corsia numero 3 in questa gara è stata finalista agli assoluti primaverili di Riccione Beatrice Siboni, Forlì Nuoto. In corsia 4 Nuoto Club Azzurra 91, primatista italiana cadette, pluricampionessa giovanile italiana, campionessa europea giovanile, nonché finalista ai mondiali junior di Budapest, Costanza Cocconcelli. In corsia 5 per l'Imola Nuoto in carriera 15 titoli italiani assoluti, è stata finalista alle Universiadi di Napoli, già finalista ai campionati europei, ha preso parte ai Giochi Olimpici di Rio 2016 Alessia Polieri. Corsia 6 nuota Adelaide Toso, Team Veneto. Corsia 7 Gaia Bravaccini, Forlì Nuoto. Corsia 8 ai categoria di Roma, terza nei 200 dorso, Federica Nocera. E quindi Costanza Cocconcelli in corsia 4, giovanissima, è del 2002, in grado davvero di nuotare al meglio tutte le prove dei 50, nel dorso è primatista cadette in vasca lunga, ha un personale di 27,08, in vasca corta gli assoluti dell'anno scorso, quindi specialista del dorso veloce Siboni in corsia numero 3, testa a testa tra di loro per la vittoria che va a Costanza Cocconcelli, 28,12 il suo tempo, Beatrice Siboni 28,30, quindi Adelaide Toso per la terza posizione 28,85.